Presidente Destro, passiamo a, diciamo, una zona un po' più vicina a noi, e proprio che tu presiedi essenzialmente. Parliamo del Veneto, o meglio di Padova e Treviso. Com'è la situazione del tessuto economico-sociale vista dagli occhi di un imprenditore, vista dagli occhi di un confindustriale e di un presidente di Confindustria della zona? Che succede e come stanno le nostre aziende? Devo dire che le aziende in 2 anni che abbiamo visto di pandemia e poi di una guerra in Ucraina partita da qualche mese hanno reagito in maniera assolutamente positiva e devo dire se c'è stato un baluardo e un oggetto che ha rappresentato in maniera forte una coesione sociale per il nostro sistema, io penso che questo sia stata l'impresa del nostro territorio. Le imprese di Padova e Treviso hanno reagito bene facendo quello che sanno fare, nel senso che hanno innovato, hanno messo anche a terra investimenti importanti in momenti non facili e esportando e non perdendo quindi il link con quelle che sono le filiere più importanti delle attività nostre sulla parte di export. Infatti ricordo che l'anno scorso, nel 2021, è stato un anno record per le esportazioni del nostro territorio di Padova e Treviso, andando a esportare addirittura più di 25 miliardi di euro in diversi paesi. Il primo trimestre del 2022 è stato anche questo positivo, nonostante il record l'anno scorso, siamo al più 19%, quindi diciamo che è una situazione positiva in termini di mercato, quindi molte aziende stanno andando bene. Chiaro che, come abbiamo rappresentato prima, ci sono delle contorno veramente complesse per la gestione di un mercato che, se appunto dicevo da un lato è florido, dall'altro è molto complesso nella sua gestione per gli aumenti di cui prima e le caratteristiche e le complessità legate anche al mondo dei trasporti, al mondo dei noli e al mondo che dicevamo poc'anzi della manodopera. Chiarissimo, chiarissimo. Speriamo che il tessuto sia sempre più ricco e che ci sia modo di riuscire a competere, perché poi insomma il Veneto è comunque, insieme alla Lombardia, una grande locomotiva.